Buonasera, bentiatas, a Novis. Vonde cui corteos in place libertata Udin. Dopo il no di place Unitate d'Italia Trieste deciduti dal prefetto Valenti, anche Udin si mette in linea con la posizione dal presidente della regione Federica. Non si infevele il sindic Pieri Fontanin. Place Libertate ne place lavoro delicato. Per solito come il corteo si finisce in due in Place Libertate. Io domandi al prefetto di fare un'ordinanza per impedire in pratica che i cortei si rivede in chi i cortei di proteste in Place Libertate, che si ferma in prime. O vince il Giardin Grande, che è un grande place, dove si può stare con più sicurezza, là che non sono problemi proprio di statue, di monumenti, di dislivello. E quindi ho creduto che il prefetto mi darà una mano per gestire questa spietta, che è un lavoro delicato perché riguarda i cortei di proteste. Cortei che continueranno a sei, perché in Italia ho vinto la libertà, ognuno di esprimere le proprie opinioni, però non venire in tal centro proprio in Piazza Libertà, ma fermarsi in Giardin Grande, queste le domande che faccio a queste persone che hanno il diritto di esprimere le loro idee, ma forse di non venire proprio dal centro della città, dove si può rischiare anche di brutte, quindi non sarebbe una bella vetrina per città di Udin. E al Cressa 3860 il Conda in Muarsle a Salcovid in Friuli, Vignesi e Giulia. Tali ultimi 24 ore si sono registrati 4 Muars, un omp di 80 anni di Trieste, un di 76 di Vil di Flum, una femmina di 74 di Zadjan, Donge Pordenone e una di 60 volte manchiate dall'ospedale di Trieste. A son 17 le persone ricoverate in terapia intensiva con 79 pazienti in chiatris repars. Su 1667 tampons molecolari sono saltati fuori 144 nuovi casi di infezioni e altri 16 individuati invece con 6.459 test vels. Di 160 nuovi positivi, alla commentata il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, addirittura 141 e sono a Trieste. Magari, se no, e vengono confermati le sinistris previsioni dai dis passati. E a son passe dusinte i flussi in isolamento dalle scuole primarie Fabris di via 4 di novembre a Cordroip. Il provvedimento è scattato dopo che è saltata fuori la positività di due insegnanti e di una ventina di flus. Il sindaco di Cordroip, Fabio Marchetti, ha dato ordine di serali classi prime e seconde fin dai 10 di novembre. Per tutti gli studenti scommesse dunque la didattica a distanza che durerà fin dai 9 di novembre, quando si faranno i test che se saranno negativi si potrà tornare a Vierzis, Liaris e Radis dalla scuola. E prime condanne per Emanuela Petrillo, l'operatore sanitario di Treviso, incolpata di non aver fatto la vaccina a centenars di frus dal Friuli, Vignese, Giulia e dal Veneto. Petrillo, riconosciuto colpevole in sede amministrativa e Barà di Paià 550.000 euro alle aziende sanitarie universitarie del Friuli Centrale per decisione della sessione giurisdizionale della Corte dei Cons. La sentenza arriva in tanto che le inviate anche il processo penale in sei confronti che la prossima udienza al Tribunale di Udine è fissata per la metà di dicembre. Tal caso che le infermiere di 35 anni se vesti di essi giudicate innocente in tai 3 gradi di giudizio la condanna della Corte dei Cons non sarà più valida. E gli entri in canoniche passando per una parte di Daure, Cirin, con Tansman, occhiati in Nue e Scugni, Schiampa, Ilaris. Alle succedute le parrocchie di Sant'Antonia Sediandula che ha il Predia, in Caquar, Giut, alle Bonsignor, Giannino Fucaro, Ilaris e Anfat Dams, alle porte di Daur, dalle parrocchie Sgarfan, Pardut, Parciri, Robi di Valor, Macence, Chiatà, Nue.
E è previeduta per domani la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da cui è a Re di Puglia il Presidente per prime robe al rendere onorsi dal cimitero dagli eroi, dulla che poi segni dismoars che no fosi insiels per diventare il milite ignoto. E è anche Maria Bergamas Lamari che ha fatto la scelta. Poi dopo fate una piccola visita dalle basiliche il Presidente Mattarella alla Rata, al Sacrario di Re di Puglia e per tornare fino a Roma in tempo per le celebrazioni dal 4 di novembre. E 46 anni dopo che è stata coppata, Chiesarsa l'ha riguardata Pierpaolo Pasolini con una cerimonia dal cimitero comunale a Porta Rosi sulle tombe dell'intellettuale sono stati il comune e il centro di studi Pasolini che si preparano a fare feste anche al ben per i 100 anni dalla sua nascita, si intigni il sindaco Lavinia Clarotto. In Cechistan non possiamo mangiare, l'occasione è sempre che ne plans il co e si chi in questo momento, però adesso è sempre un'occasione per far parlare per Paolo, per lasciare la parola proprio a lui. Io ho sempre questa occasione per tornare a leggere le sue poesie, per tornare a riflettere, a pensare su che la dita. E questo è l'invito che fai a Duccio Quancio, tornare a leggerlo, tornare a vedere un suo film, la sacra di lui. Cani tabai, perché lui lanciamo tanta dini. A son finissi il lavoro dal Placial, dalla stazione dai trens di Udine via l'Europa Unita al Pescumo conta assunto un passaggio pedonale biel visibile e illuminato con più sicurezza per miliardi di persone e di studenti che ogni dia passano poche zone e sono stati fatti anche corsi speciali dedicati al traffico dagli autobus e dai taxi. Il cantiere che è scominciato ai 12 di maio alle costate in tutte 300.000 euro. E arrivate la prima neve in Friuli, Vignesi e Giulie, col colpo di bruttimpe dalle ultime ore, se sono diventati sblanchi splui di una cime, dalle Salpis Iulis e dalle Dolomitis Furlanis, la neve è colade anche per zore sapade, di Fordisore, di Ravasclete e di Siele, paesaggi di cartoline invece sull'Ussari che si è svegliato sotto una penge coltre di neve. E allora, anche per usgnot, grazie di non aver ascoltato, si vede domani sera, mandi.